Ricordatevi che il calcio è il primo sport di Treviso, lo voglio dire, ha ormai 100 anni di vita e finalmente ha ripreso a camminare per la strada giusta, perché non potevo adattare il tennis all'allevamento di leprotti. Io voglio giocatori, gladiatori, voglio vincenti e quindi oggi è quella giornata famosa che dice Forza Treviso, non c'è spazio per nessuno, nessuno deve bruciare l'erba del tennis e voi dovete essere sempre vicini a me, avete capito? Urlare, gridare, ma mi rivolgo ai giocatori. Ricordatevi che la maglia bianco-celeste è sacra, si deve mettere sull'altare, si deve adorare e quindi voglio il massimo impegno. L'ho sempre detto e l'ho detto anche quando eravamo in Serie A, voglio le mutandine macchiate di sangue, perché il sangue è segno di vittoria. Non voglio pappe molli, voglio gladiatori. Devono farmi fuori tutti gli avversari, perché le mire del Treviso sono di andare molto più in alto. Ma vorrei rivolgermi a tutti gli sportivi trevigiani, specialmente agli industriali. Devono mettersi vicino al calcio Treviso perché è tempo che escano dalle tenebre. Io voglio facce luminose e voglio vedere i grandi industriali e le grandi banche presenti allo stadio tennis. Con gli ultras, io vado in mezzo agli ultras perché loro sono i veri portatori dello sport. Quindi un ringraziamento al Presidente Corvezzo, a Callagrande e a tutto lo staff. Ma mi rivolgo a loro. Ricordatevi che la maglia bianco-celeste, lo dico ogni anno, deve rimanere attaccata a voi anche quando fate l'amore alla notte, perché la maglia bianco-celeste è un sudario, è un sacrario e ognuno di voi deve dare il massimo. Ho detto non voglio macchie di verde, macchie di sangue voglio.